racconto dei due ragazzi di 16 e 17 anni che hanno salvato un settantenne dalle acque del Brenta a Dolo, i momenti concitati, la decisione di agire ma anche l'indifferenza della gente. Nel veneziano è boom di tumori, un dato 3 volte tanto rispetto al resto della regione. Lo studio è stato presentato a Palazzo Ferrofini, l'appello è eliminare gli inceneritori. Portogruaro giallo nelle indagini sulla morte del piccolo Bilal, un parente risulta irreperibile. I carabinieri lo stanno cercando perché potrebbe avere a che fare con l'investimento del bimbo. Tragedia nella notte a Villanova di Campo San Piero, un barista di 45 anni ha perso la vita in un incidente stradale, viveva a Vigonza da poco, in passato aveva lavorato a Noale. Respinta dal presidente Mattarella la richiesta di grazia per Walter Onichini, il macellaio di Camponogara condannato per aver sparato a un ladro che gli era entrato in casa. L'attore Gabriel Guevara è libero, era stato arrestato al Lido di Venezia durante la mostra del cinema perché su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale per violenza sessuale. Anche quest'anno la libreria dei Tolentini di Cristina Giussani è l'unica a vendere testi scolastici a Venezia. La titolare è costretta agli straordinari e con margini di guadagno risicati. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali il racconto di due giovanissimi, un 16enne e un 17enne, che giovedì scorso a Dolo hanno salvato la vita a un uomo di 70 anni. Se non fosse stato per Marco e Nicolò, un anziano settantenne che giovedì è caduto nel naviglio del Brenta a Dolo, zona Squero, forse oggi non potrebbe raccontarlo. I due ragazzi di 16 e 17 anni stavano aspettando l'autobus che li avrebbe riportati a casa dopo la scuola, quando poco dopo le 13 è avvenuto il fatto. Abbiamo notato subito questo signore che era davanti alla fermata che controllava gli orari e lo vedevamo che non era tanto in buona salute. Ci siamo girati dall'altra parte praticamente, ne stavamo parlando così e l'abbiamo visto che si stava tuffando dentro in acqua e l'abbiamo visto a testa in giù dentro al fiume. Abbiamo deciso subito di reagire anche perché i nostri coetanei praticamente non davano segni comunque che volevano aiutarlo e allora noi ci siamo tolti la cartella e comunque le scarpe e la maglietta e siamo entrati dentro per aiutarlo. E abbiamo cercato di tirarlo su per le gambe girandolo, perché aveva appunto la testa rivolta verso il basso e temevamo un annegamento, e l'abbiamo girato e abbiamo cercato di spingerlo verso riva per i piedi, e dopo un signore ci ha dato una mano a tirarlo su, un operaio penso, che è arrivato di corsa dandoci una mano e insomma siamo riusciti a portarlo a riva. Mentre i passanti che avevano assistito alla scena avevano chiamato i soccorsi, infatti in breve tempo è giunta sul posto l'ambulanza, i carabinieri e anche i vigili del fuoco con una squadra di mira. L'anziano poi è stato soccorso e ora sta bene. Solo grazie a Marco e Nicolò, che non hanno esitato un attimo a tuffarsi, ma che loro malgrado si sono dovuti scontrare in quei momenti concitati con l'indifferenza della gente. Ci siamo fiondati subito in acqua appunto perché non vedevamo un'iniziativa da parte di nessuno. Una forte indifferenza verso l'età adulta, quindi dall'esempio che dovrebbero darci più o meno i nostri genitori, perché l'età era quella, ci davano un esempio che era del tutto sbagliato e che comunque andava contro ai principi morali di una persona. Non è stato soltanto merito nostro e non vogliamo essere i protagonisti di questa cosa, ma ci sono state anche altre persone che ci hanno aiutato. Di certo sono stati molti che sono rimasti a guardare, ma io ringraziamo e tutte le persone che comunque sono venute là ad aiutarci. E per il loro coraggio Marco e Nicolò, che praticano anche pugilato con la box Riviera del Brenta, saranno premiati dal sindaco di Dolo. E ci sono le parole del sindaco di Dolo, sentiamolo. Marco e Nicolò sono stati protagonisti di un evento eccezionale, straordinario. Salvare una vita di una persona fragile è stata un'impresa eroica. Li inviterò quindi nel prossimo Consiglio Comunale per dare a loro un segno di gratitudine e soprattutto di ammirazione, affinché questo sia un modello di riferimento per tanti altri giovani della Riviera del Brenta.
Come sapete, l'evento di cronaca di questi minuti, di queste ore, è lo schianto di una freccia tricolore nel torinese, come riporta anche l'ANSA.it, dove è morta una bambina di 5 anni. L'incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Un bimbo di 9 anni è stato portato all'ospedale infantile Regina Margherita per delle ustioni. Poche settimane fa le frecce tricolori erano state protagoniste di un weekend tra Venezia e Jesolo. Proprio a Jesolo, alle frecce tricolori, è stato titolato anche un accesso al mare e tra i protagonisti c'era anche il comandante delle frecce tricolori Stefano Witt, originario di Pordenone, di San Vito al Tagliamento, ma molto noto anche nel veneziano. Ha frequentato il liceo a Portogruaro. Insomma, anche il Veneto sta guardando a quello che è successo nel torinese, dove per l'appunto si è schiantata una freccia tricolore. Questa la notizia di questi minuti. E noi ritorniamo nel veneziano, dove è boom di tumori, un dato 3 volte tanto rispetto al resto della regione. Lo studio è stato presentato a Palazzo Ferrofini. In provincia di Venezia la possibilità di sviluppare tumori o malattie cardiocircolatorie correlate all'inquinamento è 3 volte superiore che nel resto del Veneto, dove tra l'altro l'incidenza dei tumori è del 20% superiore alla media nazionale. Lo dice uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità ed è il dato che emerge anche dalla relazione di biomonitoraggio sulla contaminazione da diossine, FAS e PCB in campioni di uova provenienti dall'area metropolitana di Venezia, eseguito dal coordinamento No Inceneritore Fusina con il supporto scientifico di ISDE Medici per l'Ambiente, presentato a Palazzo Ferrofini. In sostanza, le uova prelevate nel veneziano sono avvelenate da diossine. Il mondo sta andando in direzione opposta alla nostra, mentre noi continuiamo a incenerire i rifiuti. Questo provoca danni alla salute e noi dobbiamo tenere assolutamente conto di questa questione. Chi ha i danni maggiori sono purtroppo i bambini, tenera età anche. I dati di questo studio lo hanno dimostrato in pieno. La prevenzione deve essere l'attività politica per eccellenza, perché se si vuole servire la cittadinanza, sì, si deve garantire la continuità da un punto di vista economico, ma non può essere fatta a discapito della sicurezza dei cittadini, specie dei più piccoli. Lo studio è stato eseguito su 4 campioni di uova provenienti da galline allevate all'aperto in pollai familiari, dunque senza uso di antibiotici né prodotti chimici. 2 campioni prelevati nella zona di Villabona e nell'area agricola a sud di Malcontenta hanno evidenziato valori altissimi di diossine, eccedenti da 2 a 5 volte il limite di legge. Gli altri 2 campioni, prelevati in centro a Marghera e a sud di Oriago, hanno invece valori nei limiti fissati dal regolamento europeo. Noi chiediamo una moratoria, cioè noi chiediamo di sospendere i progetti, di ripensare tutto il ciclo dei rifiuti, di approfondire in maniera molto più precisa e appunto andando a vedere gli alimenti, andando a vedere i suoli, eccetera, di approfondire qual è lo stato dell'ambiente e lo stato della salute della popolazione prima di fare qualsiasi altra scelta. Il giallo della morte del piccolo Bilal, un parente della famiglia Curtesi, risulta irreperibile. I carabinieri lo stanno cercando perché potrebbe avere a che fare con l'investimento del bimbo di 18 mesi rimasto schiacciato da una macchina in via Loredan a Mazzolada di Portogruaro. Ci sono dei punti da chiarire, ad esempio il bambino dopo l'incidente, prima di essere trasferito al pronto soccorso, è stato lavato in più punti del corpo. Aveva già perduto conoscenza e la strada dell'incidente stradale la strada dell'incidente sarebbe stata pulita con acqua e solventi, ma i carabinieri sono ugualmente riusciti a recuperare tracce con il luminol. Al momento non risultano indagati. Il nulla osta alla sepoltura è stato concesso nella giornata di ieri. I familiari stanno decidendo dove celebrare il rito musulmano. Tragedia nella notte a Villanova di Campo San Piero, un barista di 45 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima viveva a Vigonza da poco, aveva un locale a San Giorgio in Bosco, ma era noto anche a Noale.
È uscito di strada con la sua auto, finendo in un fossato contro un terrapieno dell'ingresso di un'abitazione. Non c'è stato nulla da fare per un 45enne di Vigonza che ieri notte in via Straelle a Villanova di Campo San Piero ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno all'1. La vittima è Giancarlo Maniero, professione barista, abitava a Vigonza con la compagna. Ieri notte con ogni probabilità stava tornando a casa dopo la chiusura del suo bar. La sua auto però è finita fuori strada. A dare l'allarme dei passanti che hanno notato il mezzo nel fosso e hanno allertato i soccorsi. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgorico hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente. I medici del SU M118 però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per deviare il traffico. Dopo 2 anni respinta la richiesta di grazia per Walter Ognichini, il macellaio padovano, oggi residente a Camponogara, condannato per aver sparato a un ladro che gli era entrato in casa, una vicenda che conosciamo tutti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rigettato la richiesta di grazia per Walter Onichini, il commerciante di carni di Legnaro che il 22 luglio di 10 anni fa sparò e ferì il ladro albanese che era appena entrato in casa sua con dei complici per rubare. Per questo Onichini è stato condannato in via definitiva per tentato omicidio a 4 anni e 10 mesi di reclusione. La richiesta di grazia era stata fatta dalla compagna Sara attraverso l'avvocato Ernesto De Toni che ha difeso Onichini nel lungo processo. La vicenda aveva riscosso il sostegno anche da parte della politica con la Lega. La domanda di grazia risale al novembre del 2021, quando era stata depositata al magistrato di sorveglianza. Dopo 9 mesi era stata inviata al Ministero della Giustizia. Ora la notizia che è stata rigettata. Il sentimento di amarezza perché eravamo molto convinti che la domanda di grazia fosse fondata sul principio di eguaglianza di trattamento presso i soggetti coinvolti in quella triste vicenda processuale, mentre quando per Walter Onichini la sentenza è passata in giudicato dopo il rigetto del ricorso in Cassazione, dopo credo 48 ore, non ricordo bene, è arrivato l'ordine di carcerazione ed è stato accompagnato al carcere, e l'altra persona, pure condannata, è potuta rimanere sempre libera. L'ordine di carcerazione è stato fatto con grande ritardo, tanto che quando si è celebrato il processo dove lui era vittima è venuto a Padova a testimoniare, e pur essendo già divenuta definitiva la sentenza di condanna, non essendo stato emesso l'ordine di carcerazione, ha testimoniato ed è letteralmente corso fuori dal tribunale, e da allora non si è saputo più niente. Nel frattempo, dal gennaio di quest'anno, Walter Onichini è uscito dal carcere ed è stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali, un'opportunità per lui per aiutare in qualche modo la sua famiglia che oggi, dopo la vicenda, si è trasferita da Legnaro a Camponogara. Il ladro albanese, invece condannato a 3 anni e 8 mesi per il furto in casa di Onichini, non ha mai scontato un giorno di carcere perché irreperibile. L'attore 22enne franco-spagnolo Gabriel Guevara è libero, era stato arrestato lo scorso 2 settembre al Lido di Venezia durante la mostra del cinema perché su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale emesso dalla Francia. La Corte d'Appello di Venezia ha rigettato tutto. I giudici italiani hanno applicato infatti il principio del ne bis in idem, che stabilisce che una persona non possa essere giudicata 2 volte per lo stesso fatto. Il giovane era già stato indagato in Spagna per lo stesso reato e il caso era stato archiviato. Cambiamo decisamente argomento. Anche quest'anno la libreria dei Tolentini di Cristina Giussani è l'unica a vendere testi scolastici in tutta Venezia. La titolare è costretta agli straordinari e con margini di guadagno risicati. L'ha incontrata Filippo Fois. Per me è un piacere farlo, certo è una fatica, ma lo faccio per la città, ci tengo molto io alla mia città. Calata la sera, mentre tutti gli altri negozi sono chiusi, le luci rimangono accese solo nella libreria di Cristina Giussani. Anche quest'anno la sua è l'unica libreria che vende testi scolastici a Venezia città. E da settimane, in mezzo a pacchi spediti dalle varie case editrici, la presidente nazionale del sindacato librai di Confesercenti è costretta ad un autentico tour de force. Sto veramente lavorando 13-14 ore al giorno, arrivo qua alle 8 di mattina e spesso vado via verso le 9:30, 10 di sera. Quante scuole sta seguendo?
Scuole elementari io circa 8, alcune complete, alcune solo magari 2 classi, 3 classi, e poi seguo le medie, soprattutto le medie di primo grado, quindi le scuole medie, e qualche superiore anche. Sono giorni che Cristina Giussani riceve bambini e genitori che arrivano ai Tolentini da tutti i sestieri di Venezia e dalla Giudecca, e se non ci fosse lei, per comprare i testi delle elementari ad esempio, tutti dovrebbero prolungare il viaggio addirittura fino a Mestre, perché quei testi possono essere venduti solo da una cartoleria o libreria che si convenzioni col comune. Perché secondo lei è l'unica a offrire questo servizio? Probabilmente gli altri colleghi avranno valutato che il ritorno economico è così minimo, se non vicino a zero, che non hanno interesse a farlo. Quali sono i margini di guadagno, per esempio, per i libri delle scuole elementari? Sulle scuole elementari su ogni bambino c'è, diciamo, mezzo caffè a bambino, perché poi i libri elementari non sono eccessivamente costosi perché sono prezzi calmierati dal governo perché li paga il ministero, quindi diciamo ogni bambino mezzo caffè. Quindi sì, qualche caffè sono riuscita a berlo, ma qualche caffè. Io tengo la mia impresa, ovviamente, ho bisogno che la mia impresa stia in piedi, ma credo anche che deve stare in piedi la città e quindi ognuno di noi deve dare un piccolo contributo alla città. Tra l'altro va detto che molte volte chi viene a prendersi i libri di scuola con questi pochi margini, magari un libretto per il bimbo, per se stesso, per il marito, per la moglie o per qualcun altro lo acquista. Rimaniamo in centro a Venezia per parlare di Mascareri, sempre con Filippo Fois. Un'attività commerciale a Venezia rappresenta spesso un'ottima fonte di reddito, ma anche a Venezia ci si può imbattere in inquietanti file di negozi chiusi. I motivi possono essere diversi, a volte magari ci si deve confrontare con una concorrenza che ha saturato il mercato, oppure basta appena girare l'angolo per essere esclusi dal grosso flusso turistico. Fatto sta che le chiusure in alcune zone della città sono un fenomeno evidente. Gli affitti rimangono sempre molto alti. In più i costi, per quanto riguarda il lavoro artigiano, i costi dei materiali hanno subito un sensibile aumento e quindi di conseguenza tutto diventa molto difficile da sostenere. Spesso a soffrire di queste situazioni sono attività con storia e tradizione. I Mascareri, ad esempio, che da quasi 10 anni si sono uniti in una società culturale con sede in Calle San Bernardo, vicino a San Barnaba. Quali sono i problemi più frequenti o comunque quelli che vi preoccupano di più? Che preoccupano è che il fatto che la maschera venga molto spesso vista solamente come un souvenir che non ha una storia raccontata dietro, una storia che può essere raccontata dall'artigiano innanzitutto che la fa, ma che racchiude anche la storia di Venezia, ad esempio, nel nostro caso. Non c'è riscontro da parte della clientela, non apprezzano il lavoro artigianale, non apprezzano la qualità dei materiali. Cultura e storia delle maschere veneziane sopravvivono anche con l'aiuto di artisti ed attori che danno voce ad una tradizione che ha attraversato i secoli. Eleonora Fuseri è un'attrice in pensione che dà voce alle maschere. Farla vivere è un lavoro pazzesco, molto grande, di energia interna e esterna. Per esempio, io ho sempre fatto ruoli maschili. Ho fatto Pantalone, il Dottore, lo Zanni. Mi è sempre divertito proprio a partire da questi archetipi, quindi di segni che il corpo sotto maschera è un neutro assoluto e quindi deve essere un corpo d'attore che lavora con una grande energia. Di sanità invece parleremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, dicevamo i temi della sanità, riorganizzare la medicina territoriale. Con questo obiettivo è stato organizzato un dibattito al Centro Culturale Candiani di Mestre. Le carenze sono sotto gli occhi di tutti, vediamo che mancano i medici di medicina generale, vediamo che la ristrutturazione che prevedeva l'istituzione delle case di comunità, degli ospedali di comunità, ancora tarda ad essere realizzata e ci sono anche parecchie incertezze sul come e sul quando e sul se, per cui noi riteniamo che sia necessaria un dibattito pubblico su questi aspetti. Dibattito che si è svolto al Centro Culturale Candiani proprio per fare un focus e soprattutto trovare delle soluzioni sul futuro della medicina territoriale. Quella parte dell'assistenza sanitaria che si è rivelata cruciale nella fase di pandemia
e le cui carenze sono state in gran parte responsabili delle disfunzioni del sistema di fronte all'emergenza pandemica. C'era stata successivamente all'emergenza pandemica il proponimento di agire in profondità sulla medicina territoriale per riorganizzarla e per renderla efficiente ed efficace in occasione di eventuali nuovi eventi. A oggi però non è ancora stato fatto, evidenzia Regini. Chi deve intervenire è l'azienda sanitaria locale. Vengano realizzati degli ambulatori in cui i medici di famiglia possano lavorare insieme, e appoggiandosi su delle strutture di tipo amministrativo che li sollevino di tutti i compiti burocratici che ormai sono soverchianti per quanto riguarda il medico di famiglia, che si trova a dover fronteggiare, essendo il numero ridotto, un gran numero di pazienti e quindi ha pochissimo tempo da dedicare ad aspetti burocratici. Da Venezia e dal veneziano è tutto. Io vi ricordo la notizia di queste ore, la freccia tricolore che si è schiantata nel torinese dove è morta una bambina di 5 anni. Il velivolo è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle. L'incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Un bimbo di 9 anni è stato portato all'ospedale Regina Margherita per delle ustioni. Tra le ipotesi che stanno emergendo anche d'impatto con uno stormo di uccelli. Frecce tricolore che poche settimane fa sono state protagoniste di un grande evento a Jesolo e guidate da un volto molto noto nel veneziano, il comandante Stefano Witt. Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. È davvero tutto, c'è il meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. La settimana si chiude con una domenica 17 settembre nel complesso tranquilla e con condizioni meteo stabili. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, la giornata infatti sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e da cielo sereno o al massimo velato. Le temperature saranno stazionarie o in lieve locale aumento, minime sui 13-20 gradi, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui tanto sole con cielo da poco nuvoloso a variabile, specie sui rilievi, ma in genere senza conseguenze. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà soleggiato, salvo la presenza di nubi basse, specie mattutine. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime comprese tra 28 e 30 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.